Benvenuti, oggi è martedì 25 marzo 2025. Il sole sorge alle 5:58 e tramonta alle 18:15. La luna si leva alle 3:43 e cala alle 13:41. Oggi si celebra l'Annunciazione del Signore. Il 25 marzo si celebra la giornata internazionale in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta degli schiavi transatlantica. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007, vuole ricordare i 400 anni in cui milioni di donne e uomini furono strappati dalle loro terre in Africa per essere venduti come schiavi nelle Americhe. Il commercio transatlantico fu la più grande migrazione forzata della storia e innegabilmente una fra le più disumane e brutali. Tantissimi auguri a Sir Elton John per i suoi 78 anni. Icona del pop contemporaneo, ha venduto oltre 300 milioni di dischi, posizionandosi tra i primi 5 artisti per vendite globali. È stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994 e nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II nel 1998. La sua hit Candle in the Wind 1997 è il secondo singolo più venduto di sempre, con oltre 33 milioni di copie. Con circa 800 canzoni prodotte e oltre 4.600 concerti, Sir Elton John ha lasciato un'impronta indelebile nella musica. Auguri a Mina per i suoi 85 anni. Icona della musica italiana, ha vissuto una carriera ricca di successi e momenti personali intensi. Dopo 2 partecipazioni al Festival di Sanremo all'inizio degli anni 60, decide di non gareggiare più, nonostante la sua crescente popolarità in trasmissioni come Studio 1. La sua vita privata è stata segnata da una relazione controversa con l'attore Corrado Pani, che ha portato al suo temporaneo allontanamento dalla TV di Stato. Nonostante il ritorno trionfale sul piccolo schermo, ha affrontato tragedie familiari come la morte del fratello Alfredo e del marito Virgilio Crocco, che hanno profondamente influenzato la sua vita e la sua carriera. Dopo la perdita del marito, infatti, Mina si è ritirata dalle scene pubbliche. Federico Rampini, rinomato giornalista italiano, festeggia oggi il suo 69esimo compleanno. La sua carriera inizia nel 1977 con la collaborazione al settimanale Città Futura. Successivamente entra a far parte di Rinascita e poi di Mondo Economico. Dal 1986 lavora con Il Sole 24 Ore e L'Espresso, assumendo ruoli di rilievo come inviato speciale e vice direttore. Dal 1997 è editorialista e corrispondente per La Repubblica a New York, coprendo eventi di portata storica come l'11 settembre, l'elezione di Obama e la crisi del 2008. Per una curiosa coincidenza, l'Accademia della Crusca festeggia il suo compleanno il 25 marzo, proprio lo stesso giorno della giornata nazionale dedicata a Dante. Per la Crusca si ricorda la costituzione ufficiale dell'Accademia il 25 marzo del 1585, con l'intenzione di istituzionalizzare quelle riunioni fra amici, poeti, letterati, chiamate cruscate. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di costellazioni, ma queste cambiano nel tempo? La risposta è sì. Pensate che fra circa 50.000 anni alcune costellazioni non avranno alcuna somiglianza con le figure attuali. Più una stella è lontana dalla Terra, meno cambierà posizione rispetto a quello che noi vediamo. Storicamente erano figure immaginarie formate da stelle, ma all'inizio del XX secolo furono ridefinite come porzioni di cielo. Sebbene sembrino raggruppate, le stelle di una costellazione non sono necessariamente vicine tra loro nello spazio.
Buongiorno ai 12. Questo martedì nasce sotto le insegne planetarie più belle ed auspicabili, non un solo aspetto brutto nel cielo. Tutti i pianeti oggi sono armonici e se il Sole dopo essersi congiunto a Venere incontra anche Mercurio, anche la Luna abbraccia il misterioso Plutone. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Ariete, è proprio una settimana e un giorno da ricordare questo, proprio perché gli aspetti che il Sole forma nei vostri gradi abbracciando e illuminando Venere e Mercurio sono anche in perfetto accordo con la Luna e Plutone. Oggi potete di tutto, un innamoramento, un colpo di fulmine, qualcosa di bello che nella vostra vita finalmente accade. Toro, la vostra giornata oggi è segnata da un Urano molto ma molto dinamico, forma un bellissimo accordo con Marte, un altro con Saturno e Venere, Nettuno e un altro ancora tra i pianeti coinvolti in questa compagine planetaria, Marte e Saturno in particolare. Vedrete che ogni vostra decisione sarà assolutamente presa in una maniera placida e accolta con grande plauso. Finalmente avete deciso e deliberato cosa fare del vostro futuro. Questa è una giornata ottima anche per stabilire quali cambiamenti importantissimi volete operare nella vostra esistenza e soprattutto nel lavoro. Gemelli, la giornata di oggi prevede una giornata con dei pianeti molto complici e dinamici e se accade anche a voi, la Luna e Plutone vi stimolano in senso molto ma molto positivo e carrieristicamente oggi potreste avere uno scatto di carriera o ricevere una bellissima notizia. Mercurio e il Sole si congiungono, Mercurio è il vostro pianeta, ogni comunicazione sarà chiara e paiono portare molta fortuna alle vostre vicissitudini in senso lato. Cancro, la vostra giornata oggi prevede un Marte molto attivo, non più stimolato in maniera malevola dalla Luna, ma deciso e capace con l'appoggio di Urano e fortemente saggio con il trigono di Saturno. Bene, non vi resta allora che imboccare finalmente quella strada per cui avete faticosamente lottato. Chi vi ama vi segua. Leone, la giornata di oggi è una giornata con Luna e Plutone in opposizione, torna qualche sospetto, qualche dubbio, ma ci pensa Venere a essere chiara nella comunicazione e nell'amore, per cui se mai dovreste avere ancora l'ombra di qualche dubbio, oggi è la giornata giusta per dipanare quelle ombre. Vergine, una giornata oggi che prevede l'appoggio di Urano, Urano che vi stimola sempre di più, Urano che crea finalmente quel dinamismo e quegli accadimenti che da tempo sembravano fermi e sospesi, ma anche Mercurio è illuminato dal Sole, Mercurio è anche il vostro pianeta, per cui decidete di chiarire ed affrontare qualcosina nella vostra relazione e con i colleghi. Bilancia, non solo Venere è illuminata dal Sole, ma anche Mercurio, Luna e Plutone in trigono, stupendo. Oggi è una giornata in cui potete veramente di tutto, anche se dovrete fare attenzione e gestire una comunicazione affettiva che è un po' distante logisticamente da voi. Scorpione, una giornata oggi che prevede la quadratura della Luna e del vostro pianeta Plutone, una giornata quindi che vi dà il risultato di tutta una serie di trasformazioni che avete operato e le loro naturali conseguenze, quindi osservate bene perché molto cambierà da ora in poi nella vostra vita. Sagittario, giornata che vede Luna e Plutone molto compatibili. Nel vostro caso oggi potete essere suscettibili di qualche passione nuova che nasce, un interesse diverso dal solito e cambiare delle abitudini importanti, netto miglioramento della fisicità e del vostro rapporto con lo sport. Capricorno, una giornata oggi molto intensa, proprio perché la Luna e Plutone finalmente vi chiariscono le idee su tutta una serie di cose che hanno a che fare col gestionale nella vostra vita. Anche se in amore c'è un po' di maretta, il lavoro per voi è sempre la cura migliore che potreste desiderare.
Acquario, giornata oggi particolarmente piacevole proprio perché la luna è nei vostri gradi, ma congiunta a Plutone, quindi non una luna semplicemente emozionale, ma viscerale, estrema, proprio come piace a voi, un nuovo mistero da risolvere ed ecco che già fibrillate, ma anche il Sole, Mercurio e Venere hanno qualcosa da dirvi, ovvero di comunicare meglio un po' di più in amore. Vi siete forse innamorati? Beh, è il periodo adatto per perdere la testa. Pesci, una giornata molto interessante oggi perché la Luna e Plutone vi fanno particolarmente percettivi e la forza decisionale di Urano vi permetterà anche di prendere decisioni al posto di chi ancora tentenna o non è convinto. Oggi sarete un po' più carismatici. La cattedrale di Santa Maria del Fiore è il vero e proprio centro dell'intera città di Firenze, che domina con l'inimitabile cupola di Brunelleschi, la più grande in muratura mai costruita. L'inizio dei lavori di costruzione risale al 1296 ad opera di Arnolfo di Cambio. Ci vollero ben 140 anni per terminare i lavori nel 1436. Fu consacrata da Papa Eugenio IV nel giorno del Capodanno fiorentino, che cadeva proprio il 25 marzo del 1436. Ma riparlando dell'Accademia della Crusca, ma quante volte l'abbiamo sentita citata? Sì, perché di nome la conosciamo tutti, ma non tutti sanno perché si chiama così. E allora ve lo spiego io. Chiaramente in esso si esprime il significato di lavoro di ripulitura della lingua. La crusca infatti è quel rimasuglio meno nobile che si produce dalla lavorazione della farina. La farina buona, il fior di farina, deve essere separata dalla grezza crusca e lo stesso procedimento deve essere applicato alla lingua italiana. L'Accademia si propone di purificare la lingua, separando le forme corrette dell'italiano da tutte le impurità dell'uso. Oggi celebriamo il Dante Dì, la giornata dedicata al sommo poeta Dante Alighieri. Il 25 marzo, infatti, segna l'inizio del suo viaggio epico nella Divina Commedia, dove attraversa i terribili abissi dell'inferno, le montagne del Purgatorio e le sfere celesti del Paradiso. Dante, il pellegrino e peccatore, è accompagnato da due guide eccezionali: Virgilio, simbolo della filosofia, e Beatrice, emblema della conoscenza teologica e della Chiesa. Nonostante le sue sventure politiche e l'esilio, Dante trova nella sua opera la possibilità di una dolce vendetta nei confronti dei suoi nemici e persino contro il Papa Bonifacio VIII. Dante non è solo un uomo, ma un simbolo dell'umanità intera che cerca la redenzione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita. Anche il nostro appuntamento di oggi è volto al termine, ma mi raccomando, seguiteci anche sui nostri canali social per non perdere nessun contenuto inedito dell'Almanacco. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.